diciamo che è una nuova routine che il Legale e Maria Veneziano propongono su Face, che poi questa diretta sarà, come si suol dire, ripetuta su YouTube, e quindi gli amici che mi vedranno su YouTube sono pregati di non mettere delle domande sotto nei commenti, per il semplice fatto che questa è una diretta solo esclusivamente per gli amici in diretta, solo esclusivamente per gli amici di Facebook, no? Per i nostri due gruppi di Ilde Garda e Maria Veneziano. Bene, adesso mentre aspettiamo gli amici che mi seguiranno e vorranno fare domande, il vostro Marietto Veneziano cerca di linkare nei vari gruppi, così che si abbia la possibilità di avere più, come si suol dire, più persone che abbiano questa possibilità di fare domande. Quindi adesso il vostro Marietto posiziona nei vari gruppi che mi permettono di farlo, così vediamo un po'. Metterò qualche minutino, quindi se volete fare una domanda, lo sapete, nome, data di nascita, e una domanda che abbia senso compiuto, cioè se mi chiedete dell'amore dovete almeno far capire se siete sposate, fidanzate, insomma tutto quello che ci può aiutare a fare in modo che le sibille quando escono abbiano diano un senso, perché alcune volte esce la donna maritata e non si capisce chi è. Bene, intanto il vostro Marietto spamma, no? Spamma nei gruppi che ci danno questa possibilità, anzi guardiamo un po' se riesco a farlo più velocemente con un altro mezzo. Vediamo un po', intanto se volete fare delle domande ben volentieri, vostro Marietto, così traccate, vediamo un po', eccolo qua, condivisioni, voilà, condivisioni, aspettate, lasciatemi il tempo. Mirella, grazie, grazie che già ti sei attivata, un po', tac, un attimino, che tanto posizione. Vi ricordo che lunedì sera 21:30 nel canale di Ilde Garda ci sarà Grande Ilde per le sibille interattive gratuite, potete fare. Per chi non riuscirà a rispondere questa sera, il vostro Marietto vi dice che Ilde Garda è con noi, Va bene, e voilà. Bene. Allora ritorniamo nella nostra console e vediamo gli amici che hanno già fatto le domande. Bene, rispondo subito alla Mirella, no, del 59. Allora Mirella, la domanda è giusta, però dovresti indicare a livello economico, a livello sentimentale, a livello di salute. Dovresti raffinare un po' la domanda, perché sennò come andrà? Avrei difficoltà a dirti come andrà, perché se esce ad esempio un paio di sibille che indico denaro e tu invece stai pensando alla salute, è un esempio, cioè bisognerebbe fare delle domande che diano un indirizzo, così che sia più attendibile la risposta, perché sennò chiaramente la risposta è un po' claudicante, è meno precisa. Ecco, vedi che già adesso è già più, come si dice, per quanto riguarda l'arrivo di nipotini. Ecco, brava Mirella, così vediamo un po'. La Mirella chiede per quanto riguarda i nipotini. Mirella del 59. Voilà. Sibille, ditemi come per la Mirella, come andrà l'anno prossimo per l'arrivo dei nipotini. Vi ricordo, lunedì sera 21:30 canale di Ilde Garda su YouTube, se volete fare delle domande. Allora 21:30 YouTube è lunedì sera,
Mercoledì sera invece con Marietto Veneziano e Hildegard alle 21 il mio canale YouTube e al venerdì sera 21:30 nel canale di Hildegard. Se volete un consulto professionale a pagamento in privato sono 20 euro 45 minuti. Bene, vediamo un po'. Allora come andrà la nostra amica? Io vedo un ladro e un viaggio. Il viaggio sta per cambiamento. Ci sarà qualcuno che cercherà di rubare qualcosa di nascosto. Ci sarà un cambiamento che non vedrai, Mirella. Ci sarà un cambiamento molto probabilmente che è nell'aria, è un cambiamento forte e nascosto, quindi il taglio è piuttosto importante, non è un taglio leggero, è un taglio che ci fa capire che ci saranno dei cambiamenti importanti che tu forse non te ne accorgerai subito. Vediamo un po', ma sembra che i bambini guarda, adesso Miranda tu stai parlando dei nipotini, però qui vediamo che vedi, nel passato c'è stato grande entusiasmo, grande lavoro, grande interesse per i nipotini, diciamo così. E io vedo che qua nella linea presente c'è grande entusiasmo, grande lavoro per, come si suol dire, attivarsi nella direzione di avere dei nipotini, no? Però vedo anche la fortuna, no? Che aiuta, vedi questi qui proprio nel futuro, vedo proprio dei ragazzini, dei bambini che stanno arrivando, però vedo anche che ci sono molti pensieri e non si capisce bene, cioè mi sembra quasi un colpo fortunato, no? Che qualcuno aspetta un colpo fortunato e spera. Spera molto, sogna di avere questo, di raggiungere questi traguardi, di avere bambini, magari il padre, no? Però vedo che arriveranno notizie che non saranno entusiasmanti. Quindi sembra che la grande volontà nella linea presente, vedi, c'è lavoro, amore, entusiasmo sentimentale per averli, vedi? E però c'è da fare, da mettere in conto anche un esame, molto probabilmente i figli o le figlie che desiderano avere questi nipotini hanno fatto degli esami e stanno sperando in un colpo fortunato, però vedi il risultato, vedi, non è entusiasmante e le sibille ci indicano, vedi, il dottore, i nipotini o se arrivano c'è qualche problematica. Adesso io non conoscendo bene la tua situazione posso solamente estrapolare le informazioni che le sibille mi danno, però vedi l'esito finale è estremamente pesante, vedi il dottore, il nemico, l'ammalato, la superbia che ingigantisce la malattia e poi prima anche una situazione estremamente difficile, vedi la morte. Quindi sembra quasi che quest'uomo speri in un colpo fortunato, ma purtroppo le sibille ci stanno a indicare che la situazione per il momento non è di quelle più vantaggiose, di quelle che danno sicurezza, che a cuor leggero, insomma, bisogna pensare che non sarà facile, sebbene ci sia un grande lavoro dietro le quinte per poter avere bambini. Bene, andiamo avanti. Annalisa, ciao Anna del 70, mi risponderà in WhatsApp, Stefano. Allora, la domanda di Anna più o meno è questa. Ciao Anna 70, mi risponderà, poi c'è un WhatsApp, penso che sia WhatsApp, no? Stefano del 65, vediamo un po', questo Stefano del 65 con la nostra Anna del 70 se gli risponderà. Intanto io saluto tutti, Mirela, Annalisa, Michela Qui, Giovanni Faccio, vi ricordo che se volete fare una domanda, la domanda deve essere un po' articolata, dovete darmi degli appigli, perché ad esempio avete visto con Mirela che dopo si è capito che cosa voleva raggiungere. Quindi più la domanda ha degli appigli sicuri, più la scena energetica alle sibille riesce in un certo senso a acchiappare e di conseguenza io riesco a interpretarle. Quindi
la nostra Annalisa vuole sapere se Stefano gli risponderà. Vi ricordo, è lunedì sera il De Garda 21:30 nel suo canale YouTube. Allora, vediamo un po'. Annalisa e Stefano. Ai, 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 ai. Vedo che c'è qualcosa che Stefano ha paura. C'è qualcuno che vi fa paura? C'è qualcosa? Allora, da questo taglio, io non conosco Stefano, non conosco la vostra situazione, però si può vedere, le sibille ci indicano che Stefano è una persona che ha delle qualità, no? È sicuramente una persona che ha delle doti, è un artista, molto probabilmente, insomma, è un personaggio, però quando esce l'artista è sempre una figura di una persona un po' narcisista. In più vedo, no, che ci sono dei pettegolezzi, lui ha paura dei pettegolezzi, oppure c'è qualcuna che segue, insomma, placca, diciamo così, in modo elegante, questa possibilità che lui risponda. Almeno il taglio dà questa indicazione, è un taglio piuttosto preciso, un taglio che già fa capire che la situazione non è facile per lui, sebbene molto probabilmente un tipo così, visto che è un artista. Vediamo un po' se risponde. Allora, mettiamo bene le carte a favore di camera e vediamo che nel passato, non so se lui o qualcuno vi spiava, e vedo che tu sospiri, cioè tu ci tieni, no? Sembra che la fortuna però vi abbia abbandonato questa possibilità che Stefano possa rispondere. Vedo proprio una situazione complicata, perché vedo che qualcuno vi spia. Molto probabilmente o Stefano ha già una donna e qualcuna che è lì vicino, è una persona che segue magari anche Stefano, oppure la signora potrebbe essere sua mamma. Io non conosco bene la tua situazione, potrebbe essere sua mamma come sua moglie, no? E vedo che lo spia e tu guardi da lontano, vedi andare via questa possibilità. Però nel presente vedo che sei molto malinconica, perché ci sono dei segreti, no? E però stai lavorando molto per riuscire a raggiungere il fatto che lui possa rispondere. Nel futuro io vedo che c'è una freddura, proprio una freddura, perché sembra quasi che sia una questione, non dico economica, però per questa risposta sembra che lui si sia raffreddato per una questione materiale, cioè ha paura di perdere molto probabilmente qualcosa. E ancora andando là nel futuro vedo che lui è molto pensieroso, è molto, per questa risposta lui è molto pensieroso e non sta bene, vorrebbe magari rispondere, ma vedo che non sta proprio bene, proprio perché c'è di mezzo, potrebbe essere una figlia o potrebbe essere anche un'altra donna giovane. Il finale com'è? Il finale, vedi, prigione, lui cercherà di fare qualcosa, molto probabilmente ti risponderà, no, ma fra un bel po', e però vedo gelosia. Quindi vedo che è una situazione, scusate, è estremamente, sicuramente ti risponderà, però vedi, prigione e gelosia. Non sarà una risposta sicuramente interessante, molto probabilmente avrete bei momenti, però tutto sembra poi bloccato da prigione e gelosia. Quindi non ti risponderà sicuramente nel modo o nella velocità in cui si spera, sarà più una risposta lenta, una risposta nel tempo, perché ci sono dei problemi che lo affliggono, no? E ha paura. Bene, andiamo avanti, alla prossima. Michela, buonasera Marietto, ci riprovo come passerò le feste natalizie. Michela del 73, ti ringrazio. Poi saluto Giovanni che chiede un'altra cosa. Va bene, la nostra Michela, vediamo come passerà le feste natalizie. Vediamo un po' come passerà le feste natalizie Michela. Beh, c'è qualcuno. Beh, Michela, tu sei una donna forte, l'abbiamo già visto altre volte,
però c'è qualcuno che vi spia, che sta lavorando contro di te, c'è una persona che effettivamente non vuole che tu resti una donna forte, tu sei una donna di qualità, hai subito tante ingiustizie, si vede, però le hai sempre cavalcate e superate, quindi io vedo che c'è qualcuno che verso Natale, sicuramente perché la domanda è per Natale, cercherà di mettere il bastone fra le ruote, qui e ti spia di nascosto. E andiamo avanti, vediamo un po' la stesa completa per la nostra Michela. Ma non è poi malaccio, vediamo un po' così. Allora, io vedo che le feste si stanno avvicinando, quindi partiamo subito dalla linea del presente. Vedo che c'è qualcuno che ti vuole rubare un po' di, non so se sono soldi, forse è un ragazzo giovane, qualcuno di giovane, no? Che di nascosto vuole rubare le tue conoscenze, la tua materialità. E insomma cerca di renderti le cose difficili. Qui c'è proprio una linea, no? Che c'è qualcuno di giovane che di nascosto vuole rubarti la tua qualità di vita. Nel futuro io vedo che ci sarà un rappacificamento perché tramite messaggi, e vedo anche che il Natale sarà seguito o arriverà dopo questo momento difficile che stai passando nella linea presente. Vedo che la situazione si risolve con un contratto e vedo che la situazione migliora di giorno in giorno verso Natale. Devi essere estremamente propositiva perché vedi fedeltà, amore, e la superbia amplifica l'amore, quindi avrai sicuramente delle nuove notizie positive, molto positive. Il finale com'è? Il finale vedo che da lontano, vedi, arriveranno belle notizie, quindi perché c'è qualcuno che da lontano ti pensa, vedi? Il pensiero, questo è molto importante, consolazione, gentilezza, insomma, arriverà veramente qualcosa di positivo per Natale. Sei nella scia giusta per ricevere qualcosa di interessante per Natale. Il brutto sembra che verso Natale incominci ad andare via. Bene, cari amici, vediamo un po'. Intanto saluto Maurizio Antonio, la Mary, e andiamo avanti con la prossima domanda di Giovanna. Aspettate un po' che mi sintonizzo anche con il aspettate un attimino, cari amici, che mi sintonizzo con i commenti, vediamo un po' se li riesco a vedere, così che posso tenere giù il video. Allora, è già perché vedete, Michela mi conferma, Michela mi dà una conferma, perché sul cellulare io ho altre, come si dice, un'altra classifica. Adesso andiamo con Giovanna. Giovanna che ci fa una bella domanda e ci dice: Giovanna Fazio, buonasera Marietto, Pietro 68, vorrei sapere se ci sarà novità per lavoro. Allora, cioè Giovanna è una, però in realtà è Pietro che ci chiede: allora Pietro, attualmente lavori, sei disoccupato, dammi delle indicazioni, perché così mi sembra una domanda piuttosto purtroppo scarna. Mentre Pietro riformula la domanda, faccio Mary Barale. Pietro, devi darmi un'indicazione se sei disoccupato, lavori, oppure è un lavoro a tempo, capite? Cioè deve essere un po' più articolata, perché sennò la domanda allora vediamo un po'. Rispondiamo. Comunque Giovanna, mi senti? Articola meglio la domanda, così la risposta è per il tuo bene, nel senso è più articolata, o se sei già andata via mi dispiace. Mary Barale ci chiede: vorrei sapere se ci sono novità fra Renato del 51 e Mary del 57. Vediamo se ci sono novità. Quindi parto presupposto che queste persone non si vedano, no? Non si vedono. Vediamo un po'.
Vediamo un po', Vediamo se ci sono altre novità tra Renato e Mary, 57-51. Vediamo un po' la nostra Mary. Allora, fra Renato e Mary, la situazione sembra che dovrebbe andare per il meglio. Vedete, c'è la lettera e l'allegria. Sembra quasi che ci dovrebbero essere delle novità importanti, positive chiaramente, perché l'allegria dà sempre quell'influsso positivo, quell'influsso di voler crescere insieme, di avere sicuramente un buon ambiente. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' il nostro Renato con Mary. Allora, qui nel passato vedo che c'è stato qualcosa di interessante. Lui mi sembra un po' un narcisista, il taglio. Non so se è sposato questo signore, no? Non so se è sposato questo signore, perché vedi c'è una donna maritata, o tu sei sposata, però vedo che la situazione è un po' articolata. C'è stato magari qualcosa di interessante, lui voleva qualcosa di interessante, però c'è una donna maritata. Io non sapendo, Mary, se tu sei sposata, se lui è sposato, no? E vedo che purtroppo nel passato c'era qualcosa di nascosto che non andava. Adesso nella linea presente, quindi purtroppo quando non ho abbastanza dati, no, il problema è che non riesco a capire chi è questa donna maritata. Comunque ipotizziamo che tu sei sposata o potrebbe essere una donna con figli. Comunque, morale della favola, la situazione nel passato poi non era malaccio, però purtroppo c'è stato qualcosa di nascosto. Qualcuno voleva rubarti. Quindi sembra che il Renato fosse ambito anche. C'era qualcosa che non andava, Mary, c'era qualcosa che non andava. Nella linea lei è presente, io vedo un ritorno, però lo vedo qua. Però io vedo anche lui che, non so, non vorrei dire che lui è attaccato alla materia, però mi sembra quasi che lui ti stia guardando, no? E guardi anche un occhio sia alle tue qualità, e questo è interessante, però mi sembra anche un tipo che non guarda solo alle tue qualità, ma guarda anche al borsellino. E allora, scusate un attimino che ho l'Achille che lo devo, vediamo un po' se Achille adesso capisco cosa vuoi fare. Devo andare, ma. Ecco, quindi io vedo che lui, il Renato, con questa carta, con questa Sibilla, mi sembra un tipo più che altro che ascolti anche gli altri, vedi? Ascolta persone che dicono cose su di voi che non sono vere. Quindi, no, vedo una linea presente che il ritorno ci sarà, però lui è un tipo che sta molto attento alle finanze, o è un libero professionista, ma visto anche l'età, vediamo un po', fammi vedere. Renato è 51, quindi io vedo che lui ti sta guardando, però il ritorno c'è, però ha paura o attimi di nervosismo, c'è qualcosa che non va, no? Il ritorno c'è, ma c'è qualcosa che non va. Infatti, vedi, c'è la carta qui importantissima di qualcuno che vi attaccherà. E poi io vedo che lui, no, sembra che abbia del flirt con altre persone. Quindi, Mary, diciamo così, il ritorno ci sarà, però sarà purtroppo seguito da situazioni che non saranno piacevoli, perché ci sarà una persona che vi metterà i bastoni fra le ruote e vedi che lui avrà del flirt e tu infatti resterai male.
Però dopo sembra quasi, no? Che tu riesca, perché sei una donna forte, Mary, a superare questa situazione che è nei prossimi 2 o 3 mesi, e la situazione migliora e lui ricerca di riconquistarti. Il problema è il finale, l'esito, che mi fa un po' tremare, perché vedi, è ammalato l'Imeneo, la morte, e c'è una donna giovane. Adesso io non so se lui ha una figlia, tu hai una figlia, però qui sembra quasi che il vostro contratto, la vostra unione, perché l'Imeneo è estremamente positiva come Sibilla, ma è in mezzo 2 carte che la vanificano, cioè l'ammalato e la morte. Sembra che entri in scena un'altra figura che la riprendiamo qua sopra, vedi la nemica e sembra quasi che la situazione debba un attimino calare, cioè il palcoscenico lo prende in mano una giovane fanciulla che potrebbe essere sua figlia, che potrebbe essere una nuova conquista che vi attaccherà, perché il ritorno io qua lo vedo. Quindi molto probabilmente ci sarà sicuramente qualcosa di importante, però devi sempre tenere presente in considerazione che lui valuta ogni cosa che fate anche a livello materiale. Quindi è un po' difficile la situazione. Sì, un po'. Vediamo un po' se c'è qualche altra domanda strutturata bene. Allora, vediamo un po'. Non sono facili perché molte volte mancano dei tasselli e quindi vediamo un po'. C'è Nico Miranda, che vediamo qua Nico Miranda, sì. Allora, vediamo un po' se le domande sono. Nico Miranda ha scritto bene la data di nascita, niente Scorpione, nascita Scorpione, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se la nostra amicizia sopra. Ma sopra c'era un altro. Questo si è cancellato? Maurizio Antonio chiede la sua situazione economica del 70. Allora, vediamo un po' il nostro Maurizio Antonio, vediamo un po' se la situazione migliorerà. E chiaramente la situazione economica migliorerà nel futuro. Vediamo un po'. Sibille, ditemi per Maurizio Antonio se la situazione migliorerà in futuro. Ma guarda, vedo che sei un combattente e vicino a te ci sono persone che vogliono darti una mano, molto probabilmente un'amica o qualcuno, o una moglie o una compagna, comunque c'è qualcuno vicino a te che sta lavorando anche in segreto per poterti aiutare. Quindi non è che, come si suol dire, sei solo. Certo, ci vuole forza e c'è un segreto in atto, quindi a livello finanziario diciamo che non sei solo a combattere, c'è qualcuno che chiaramente ti aiuterà. Vediamo un po' per Maurizio Antonio. Maurizio Antonio, io vedo che nel passato purtroppo sei stato attaccato, magari avevi avuto dei momenti di fortuna, nel campo lavorativo ti hanno detto delle cose purtroppo che non erano vere, però un po' la fortuna è stata anche dalla tua parte nel passato. E tu ci mettevi amore nel tuo lavoro, ci mettevi molto entusiasmo, però purtroppo ti hanno detto delle cose che purtroppo non erano vere. Quindi Maurizio Antonio purtroppo il passato è stato qui. Nel presente da lontano sembra che arrivi qualcosa di buono, che tu stai aspettando qualcosa di buono, no? E sembra che arrivi, sei molto speranzoso. Qui lo stai ancora aspettando, ci sono 2 carte fortissime che stanno a indicare che tu sei un uomo forte e che stai aspettando qualcosa che venga da lontano in modo positivo, è già qualcosa che hai avuto, molto probabilmente. Vedi, la casa sta sempre a indicare l'ambiente familiare, l'ambiente forte, l'ambiente sano,
e vedo che sia, come si suol dire, con la figura dell'amante che la figura della speranza, che stanno a indicare una forza che sei tu sei una persona forte. Nel futuro io vedo che purtroppo arriveranno, cioè tu in questo momento stai aspettando questa benedizione, ma nel futuro a livello economico vedo che ci saranno degli aggiustamenti, no? Delle cose nuove, però sarai aiutato a risolvere e di nascosto qualcuno ti farà a livello economico qualcosa che non ti piacerà. E poi vedo che sembra che questa cosa che debba arrivare la vedi andare via, sei molto pensieroso e la vedi sfuggire. Il finale com'è? Maurizio, tu non demordi, no? E il premio sembra che debba arrivare, ma poi ci sarà un blocco. Quindi a livello economico diciamo che la situazione è ancora un po' traballante, avrai degli aiuti, no? Però purtroppo vedo che li aspetterai ancora, vedi, li aspetti qui, cioè il premio sembra che ti arrivi, però purtroppo ci sarà un esame o qualcosa da fare e poi ci sarà un blocco. Quindi diciamo che la situazione economica non si sbloccherà nei prossimi 3-6 mesi, cioè nel senso ci saranno delle possibilità, però purtroppo ci sarà qualcuno che bloccherà, metterà il bastone fra le ruote, quindi sembra quasi tutto in stallo, no? Però tu sei sempre speranzoso che la situazione migliori, non sei mai negativo e via dicendo. Allora vediamo un po'. Nico Miranda ha scritto Benedetto, vediamo se, e saluto anche Silvia Altobello, vediamo un po' Nico. Ciao Maletto, adesso sono single. Ma Nico ha scritto perfettamente, come puoi vedere? Eccolo qua. Nico ha scritto perfettamente il testo, fa capire che è single, da quanto tempo ricordo. Allora Nico, io posso farti una stesa, no? E non ti posso dire la data, ma vediamo nel prossimo tempo se incontrerai persone spettacolari oppure persone che ti fanno andare in cantina, no? Come si vuol dire. Va bene, Nico del 71, vediamo se incontrerà una persona. In questo momento Nico dice di essere single. Vediamo un po', Sibille, ditemi se Nico avrà fra un po' una compagna. Ma guarda, io vedo che comunichi nel tuo cerchio di amicizie, però vedo che sei anche un tipo che in un certo senso valuti, no? Non sei un tipo che salta sul primo, capisci? Non sei un tipo scrupoloso pragmatico, però parli con molte persone, cioè non ti mancano le possibilità, vedo, no? Conversazione, almeno il taglio sta a indicare questa strada qua. E adesso vediamo un po'. Nel passato c'è stato qualcosa. Vedo un ritorno di una persona. Ma guarda, Nico, la situazione è così. Nel passato, non so se vedi, ci sono due carte qua che mi fanno un po' impaurire, nel senso che non mi danno la sicurezza, non so come poterlo definire, però vedi, ci sono stati dei cambiamenti importanti, anche magari colpi bassi, dovuti molto probabilmente a qualcosa che era legato alla materialità o al denaro o a conoscenze, e tu hai preso un colpo basso. Poi da lontano, io non so Nico se adesso tu conosci una donna sposata, però vedo che c'è una donna sposata con cui tu hai delle comunicazioni o avrai delle comunicazioni, no? E vedo anche un gran signore, potresti essere tu, no? Quindi nella linea del presente io vedo che tu stai, o nel futuro prossimo, comunicherai con una persona che è sposata e ha dei figli e avrai sicuramente un buon rapporto. Però vedo poi che ci sono delle situazioni che questo rapporto qui sembra in un certo senso ammalarsi, forse per, non dico un esame, ma vedi che qua c'è qualcuno che vi attacca. Sembra quasi che questa persona qui
o sono due persone, perché vedo che c'è il ritorno anche di un'altra donna, però vi vedo che quest'altra donna vi porterà un attacco. Quindi direi che adesso o nel prossimo futuro conoscerai o conosci già una donna sposata, scusa, beh sì, una donna maritata, e avrai sicuramente dei rapporti. Potrebbe essere anche che entra in scena il marito che allora blocca tutto, potrebbe essere anche questo, oppure potrebbe essere che tu sarai un gran signore con questa persona qua, gli vorrai bene, però poi entra in scena un esame, un test, un ostacolo, no? Che praticamente blocca la situazione. Nel futuro io vedo un ritorno di una persona che non conosci già, però attenzione che ti porterà questa persona che conosci già un problema tremendo. Vedi qua che tu sei pensieroso, che potresti far di più, però c'è questa persona che vi attaccherà. Il finale com'è per il matrimonio? Beh, gelosia. Io vedo grandi problemi nel futuro, per il semplice fatto gelosia, delirante, prigione. Quindi le prossime persone femminili che incontrerai, vedi, c'è l'amore in finale che è sempre la tua speranza, la tua buona volontà di andare avanti, però vedi, ci sono 3 carte veramente impegnative che mi fanno pensare che i prossimi incontri che avrai, soprattutto con una persona che hai già avuto come fidanzata, ma vedi, la nemica che fa paura. Infatti tu vedi qua che stai cercando di cercare una soluzione mentale, perché te la fa perdere questa nemica qua, no? E anche qua vedi, tu magari nel futuro prossimo conoscerai questa donna sposata, però ci sarà un problema malato una malattia importante, potrebbe essere o una malattia importante o anche moralmente che tu non accetti, e per te è un ostacolo troppo grosso. Dopo entra in scena una donna che conosci già, ma anche lì sarà una situazione difficile. Quindi nei prossimi 6 mesi il matrimonio proprio non lo vedo. Vedo sicuramente che ci saranno degli agganci importanti, però purtroppo i sibili non mi danno quella sicurezza di dirti che andrà bene. Andiamo avanti. Allora, Silvia mi saluta, fa una domandina, poi è Maria Gesualdo. Ciao Maria. Vediamo la Silvia. Vorrei sapere che vedi specialmente nel futuro nel rapporto tra me, Silvia 87 e Alessandro 82. Domanda Silvia, siete già fidanzati o lui per la sua strada e tu per la tua strada? Così da capire bene se c'è un legame, nel senso, è il tuo fidanzato o un amico solamente? Un po', se c'è qualche altra domanda che ho saltato, ma no, niente. Vediamo, intanto aspettiamo la nostra Silvia. Già Silvia, se sei in linea, siete in stand-by, ecco, così riesco a capire cosa succede, perché magari vedo che... Bene, sono in stand-by, devono decidere fra Silvia e il suo amico, il suo compagno. Vediamo un po'. Beh, artista e allegria. Nel passato diciamo che la situazione poteva essere vista dal bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, e si è sempre preferito vedere dal bicchiere mezzo pieno, no? Però questa carta, in questi casi qua, oltre a essere un esame o essere una persona che ha delle qualità importanti, è anche una carta che indica un tipo di, come si suol dire, di carattere piuttosto tendente al narcisista, tendente alla persona un po' stretta di gomito coi sentimenti. Gli piace più prendere che dare. Quindi diciamo che c'era il bicchiere sempre mezzo pieno e lo si voleva vedere sempre mezzo pieno. Poi magari arriva qualcuno e dice guarda che il bicchiere è anche mezzo vuoto, e uno poi incomincia a svegliarsi. Quindi il taglio fa capire che la cosa, a dipendenza dei momenti, poteva sembrare o positiva oppure meno positiva. Ma vediamo un po' come andrà.
Lì sono state situazioni non facili, eh. Vediamo un po', le sibille cosa ci dicono. Ah, dai, su, sono delle carte positive. Allora, vediamo un po'. Allora, io nel passato vedo che o tu lo conoscevi già, sembra una vecchia gloria, però vedi, questa vecchia gloria ha portato anche donne che sono entrate, vedi qua, e vi hanno attaccato. Certo, tu con lui hai avuto sicuramente un bello scambio di chat e via dicendo, e può essere anche nato qualcosa di importante, no? Però lui non è venuto solo, ha portato un background impegnativo, no? Vedi, soprattutto una donna che vi ha attaccato, qualcuno vi ha attaccato di nascosto. Nel presente io vedo che si cerca di, insomma, un po' mettere a posto, magari è entrato in scena anche qualcuno che vi vuole aiutare, e tu sei molto speranzosa, tu sei una donna forte che ha delle qualità, no? E io ti vedo molto speranzosa, però lui, vedi, lui sogna, no? Queste due carte, no? Mi fanno pensare che c'è, non so come spiegarlo, però lui vede in te una donna che ha delle grandi qualità, no? Però non solo qualità, come si suol dire, fisiche, ma anche intellettuali e materiali. Lui sogna anche di te, tu anche. Quindi sono una presente che tutti e due vi spensate. Tutti e due vi anelate, no? Proprio perché è venuto in aiuto qualcuno. Adesso guardiamo il futuro. Lui nel futuro cerca di mettere a posto la cosa, perché fondamentalmente ha un pensiero positivo nei tuoi confronti, Silvia. Però c'è un blocco dovuto a una donna giovane. Entra in scena nel futuro o nel presente una donna giovane che per lui, vedi, sembra o ha una figlia o un new entry nascosta, vedi il ladro nascosto che sembra un premio. Lui nei tuoi confronti ha sicuramente qualcosa di interessante, però io vedo qua che poi sembra che ci sia una donna più giovane clandestinamente che non la si vede. E quindi è un piccolo, tra virgolette, o una donna che vuole rubarti l'amato. E vediamo un po' qua. Io vedo che lui però dopo un certo punto potrebbe essere anche un altro uomo, però perché non conoscendosi niente di te, quindi non posso esprimere, però diciamo sembra, o se lui si darà da fare per riconquistarti, e sicuramente ci sarà di nuovo un ritorno importante, ma non per domani, perché prima dovranno venire delle situazioni difficili, o se non è lui è un giovane, no, che ti vorrà conquistare, e con lui avrai sicuramente, deve essere anche uno della tua cerchia di amicizie, quindi potrebbe essere lui che cerca di riconquistarti, oppure uno più giovane di lui nel vostro cerchio di amicizie che cerca di creare qualcosa con te. Quindi per il futuro io vedo che entrerà in scena una donna giovane che potrebbe essere un'amica, una figlia, una sorella, adesso però vedo che sarà una cosa nascosta, forse tu non te ne accorgerai nemmeno, e vedo anche che lui, vedi, lui ti pensa, ti ama qua, lui vorrebbe, però c'è questo blocco dovuto a questa giovane donna. In sintesi, se hai la pazienza di aspettare, molto probabilmente, no, la cosa si farà, non sarà per domani, ci sarà chiaramente da volersi bene aspettare, comunque la cosa sembra che cammini. Andiamo avanti, vediamo un po', faccio l'ultima, la Sara. Quindi la Sara non presumo che non lavori, e mi chiede se ha novità lavorative. Giusto, Sara? Puoi confermarmelo che sei disoccupata in questo momento o stai lavorando? Così che riesco a essere più... Vediamo un po', se ho lasciato qualcuno. No. Sara, puoi dirmi se stai disoccupato o stai lavorando? Così che riesco a vedere.
Sei disoccupata? Ok, sì. Bene, adesso sono a casa. Perfetto, sei a casa. Bene, Sara. Prego, Silvia. Adesso vediamo un po' la nostra Sara, se ci sono novità lavorative. Sara, tu sei una donna fortissima e sembra quasi che il taglio ti riporti a fare un lavoro che hai già fatto. Sei una donna forte e qui si vede che c'è qualcosa in ballo che hai già fatto. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Nel passato vedo che c'è stato qualcosa, vedi qua, queste due carte qua, c'è stato situazioni difficili, vedo che è stata quasi una guerra. Poi vedo c'è stato un uomo o una persona molto probabilmente che ti voleva aiutare, ti voleva bene, ti voleva far sentire felice. Poi sembra, Ilde, salute! C'era Hilde che appena sta annuzzito perché è lì che sta facendo un rito propiziatorio operativo di alta magia, dietro le quinte. Allora, vedo, no, che la situazione l'hai vista andare via, no, ed eri molto dispiaciuta. Nel presente vedo che pensi molto, e però vedo che la fortuna si stia avvicinando a te, vedi? Ti dai da fare per cercare lavoro, molto probabilmente comunichi con molto, e vedo qua, vedi, qui c'è un contratto che sta per arrivare, però ecco, qui bisogna capire bene, perché vedi, contratto, vedovo, sembra che muoia questo contratto a casa. Cosa vuol dire? Vuol dire che sembra che, vedi, il vedovo prende, cioè la morte del lavoro, sembra che vada via, perché ci sono due carte ai lati che ribaltano questa situazione, quindi il contratto sembra che stia arrivando qualcosa di buono e questa sensazione di separazione dal lavoro sembra andare via, perché c'è la casa. Però vedo anche purtroppo che dopo sarà un contratto che ai primi test sul lavoro, vedi, cioè magari ti faranno un contratto, ma la situazione poi sembra degenerare. E lo perdi, cioè non sembra neanche che lo perdi, però vedi che nei posti di lavoro non ti troverai bene. Però il finale, vediamo il finale però. Fedeltà è un vecchio lavoro che farai, quindi vedo che le sibille mi indicano che farai un vecchio lavoro che hai già fatto e ti troverai bene con l'aiuto di qualcuno, quindi sembra che nel futuro prossimo dovresti avere un contratto, no? Al primo esame che farai ci sarà molto nervosismo, scusa che non lo vedi, ci sarà molto nervosismo, e poi vedi fedeltà, il vecchio lavoro che ritorna e qualcuno che ti aiuterà a prendere. Quindi diciamo così, fra un po' avrai un contratto, però questo contratto a distanza ti renderai conto che non è positivo. Poi molto probabilmente rifarai un lavoro vecchio che hai già fatto, che ti trovi bene, ti sarà comunicato e avrai l'aiuto per questo lavoro di una persona che ti aiuterà per questo lavoro. Quindi sì, il lavoro arriva molto probabilmente entro un anno, e sicuramente sarai anche aiutata. Certo che ci saranno delle problematiche che incontrerai. Bene, cari amici, saluto anche Diego Valeri. Io penso di aver risposto a tutti, e a quelli che hanno fatto una domanda, come si dice, composta, che si riusciva a capire cosa voleva arrivare, e vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, di venirci a trovare nel sito del capitano.intervista.org, e lunedì sera alle 21:30 il The Garden sul canale YouTube. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!